I sindacati provinciali CGIL, CISL e UIL delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono passati al contrattacco sulla bollente questione del blocco dei lavori che interessano le strade statali 640 e 189. Radunatisi nella sede provinciale della UIL di Agrigento, hanno analizzato insieme le problematiche inerenti alla viabilità interna delle tre province e soprattutto il blocco dei lavori delle predette strade. Nonostante le diverse passerelle del Presidente del Consiglio Conte e dell'ex Ministro alle Infrastrutture Toninelli e il successivo annuncio trionfante del decreto sblocca cantieri avvenuto nel mese di giugno da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, che avrebbe permesso la riapertura dei cantieri anticipando il 70% dei crediti vantati dai subappaltatori e dai subfornitori di CMC, stanziando perciò 12 milioni per il 2019 e 33,5 milioni per il 2020, l'esito è quello di una promessa ancora non mantenuta. Infatti la situazione attuale continua ad essere quella di sempre, ferma. Un blocco perenne che, oltre a essere causa dell'esclusione delle province di Agrigento e Caltanissetta dai collegamenti principali, è causa di disagi sulla viabilità interna, per via delle gimcane che gli automobilisti sono costretti a fare e che risultano essere molto pericolose, nonché l'aggravamento di parte dell'economia delle province interessate, sia nel settore turistico che in quello agricolo. Pertanto, a seguito della riunione, è stato indetto un ulteriore meeting per il prossimo 5 ottobre, dove CGIL, CISL e UIL incontreranno a Caltanissetta il viceministro Cancellieri e l'assessore regionale Falcone, per avere lumi e dati certi sulla ripresa dei lavori lungo le strade statali 189 e 640, definendo solo a seguito le iniziative da adottare.